Mi trovo al confine tra Armenia e Georgia. Lunedì mattina ho tentato di attraversarlo, come ho fatto già più volte in qualità di reporter, quindi per me era un'attività, non voglio dire di routine, però insomma conosciuta, ma al controllo passaporti lato georgiano sono stato bloccato. L'agente di servizio in quel momento mi ha detto che esiste una multa a mio carico del corrispettivo, parliamo in euro, di circa 1565 euro, 5.000 lari georgiani. Io ho cercato di chiedere dei chiarimenti, erano un po' restii. Alla fine un agente mi ha detto che la sanzione è riferita alla mia presenza a fine marzo alle proteste di strada nella via davanti al Parlamento, proteste che io da giornalista ho seguito. È originario di Udine Giacomo Ferrara, il giornalista fermato al confine tra Armenia e Georgia, paese in cui si sarebbe dovuto recare per seguire l'Election Day del 4 ottobre per il quotidiano La Ragione. Dopo diverso tempo di attesa per vedersi restituire il passaporto, gli è stato impedito l'ingresso nel paese. Il senatore di Azione Marco Lombardo ha presentato un'interrogazione al ministro Tajani chiedendo un impegno politico a tutela dei giornalisti italiani che corrono rischi sempre più gravi in paesi come la Georgia. So che la Farnesina si è attivata, l'ambasciata mi ha comunicato di aver chiesto alle autorità georgiane il mio ingresso. Io volevo entrare in Georgia perché domani si vota, c'è un election day, si vota per tutti i sindaci e le amministrazioni del paese. È un momento molto delicato, è chiaro che stiamo parlando adesso, le probabilità che io venga fatto entrare domani sono prossime allo zero.